Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, la recente attività vulcanica sull'Etna, iniziata il 27 novembre 2022, è terminata dopo le 19 di ieri. Durante questa fase il vulcano ha registrato un'intensa attività effusiva, con colate di lava che si sono verificate nella zona sommitale del vulcano, in particolare nella Valle del Bove. Apprezziamo il senso d'urgenza del presidente Schifani e dell'assessore Volo, tuttavia il nostro pensiero è sempre rivolto alle persone che rischiano di perdere la vita a causa di interventi tardivi ed è indispensabile che la politica cambi passo rispetto alla riorganizzazione delle aree di emergenza. Lo scrive in una nota il biologo Maurizio Di Piazza a proposito della chiusura per ristrutturazione del pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo. La squadra mobile sta investigando sulla vita professionale dell'uomo di 35 anni residente a Floridia nel Siracusano che è stato vittima di un agguato a colpi di arma da fuoco in contrada Monasteri tra Siracusa e Floridia per l'appunto. Secondo le indagini della polizia l'uomo è stato colpito alle gambe con 2 proiettili e un parente l'avrebbe portato in ospedale per ricevere cure mediche. Ancora condizioni meteo stabili in Sicilia per la giornata di domani 16 febbraio 2023. Si accantona almeno per un po' il maltempo e le condizioni meteo avverse che avevano letteralmente flagellato l'isola nei giorni scorsi. Le province siciliane più calde risulteranno essere, secondo le previsioni meteo, Catania e Siracusa, con massime di 17 e 18 gradi. Le più fredde invece si confermano Caltanissetta, Enna e Ragusa. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle ore 10. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevale di Acireale, la festa più bella di Sicilia.